Stare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno, bentrovati con il Filo Diretto, al microfono Alfredo Lissoni. Sorpresa, sì, perché ci siamo invertiti nel senso buono, visto che stanno girando certe foto strane della sinistra in internet in questi giorni. Ci siamo scambiati, ecco, ma anche scambiare, però è una parola un pochino equivoca. Insomma, abbiamo cambiato solo per oggi l'orario con Morelli, che ci raggiungerà dopo le 11, in questo momento è al gazebo con Matteo Salvini, e è qui con noi Marco Scaglia. Gli ho chiesto di poter restare con noi, quindi ben rimasto Marco. Grazie, beh, ancora mezz'oretta fino alle 10 mi fermo volentieri. Sì. È sempre un piacere, poi molto molto bello il tuo libro sulla Lega del Fare, ricordiamolo a tutti, l'abbiamo venduto a Pontide, ho visto che le persone, insomma, a momenti si prestavano per averlo, ma no, diamo onore al merito, dai. E beh, diciamo, poi quelli che l'hanno acquistato mi pestavano. Giusto. No, perché sai, a sinistra si allargano la bocca che loro sono colti e che la cultura è solo di sinistra, eccetera, eccetera, no? Come se noi fossimo rimasti ancora a incidere sulla pietra col martello, lo scalpellino o le punte di selce. E invece no, ci sono anche persone istruite in Lega. Cioè, mi dispiace per la sinistra, persone istruite, e noi siamo collegati telefonicamente con il nostro segretario federale Matteo Salvini. Ciao Matteo. Buon sabato a te, buon sabato a chi ci ascolta. Meno 15, meno 15, non è la temperatura che c'è al Brennero, ma sono i giorni, le ore, i minuti che mancano al 25 maggio, ultima fermata del treno per l'Europa. O cambia adesso o buonanotte ai suonatori. Infatti. Senti Matteo, sei a qualche gazebo oggi, vero? Sto andando oggi, giornata milanese, perché giustamente faccio in lungo e in largo da nord a sud, però c'è anche il giardino di casa da curare, quindi sto andando al mercato di Viale Papignano adesso, poi verso le 11 al mercato di Via Osoppo, poi nel pomeriggio alle 16 cominciamo ufficialmente raccolta firme per il referendum per il reato di immigrazione clandestina in Via Dante, quindi oggi giornata di incontri, di ascolti, di volantinaggio milanese. La mia bella magliettina Basta Euro, molto elegante, l'hanno disegnata bene i ragazzi, blu con questa scritta gialla, e i dati sono buoni. Ieri sera era una trasmissione televisiva su Rai 2 dove c'era anche una delle sondaggiste più note, l'Alessandra Ghisleri, quella di Euromedia Research, quella che fa le rilevazioni per il Cavaliere, e diceva che il trend della Lega è costantemente in crescita, però diceva anche, questa è la scommessa che lascio a te e agli ascoltatori, che vince chi partecipa di più, perché le elezioni europee da sempre sono l'appuntamento elettorale meno partecipato, e quindi il 25 maggio si prospetta un'affluenza tra il 50 e il 60%, quindi bassa, vuol dire che fra coloro che ci stanno ascoltando 1 su 2 non andrà a votare, e quindi questi 15 giorni servono non a inventare nuove cose, anche perché il programma della Lega è il più chiaro di tutti, lo dicono anche i sondaggisti in tema europeo: no euro, politiche comuni per respingere l'immigrazione clandestina, moneta locale, no alle riforme volute da Bruxelles, la riforma Fornero, le riforme sull'agricoltura. Quindi dal punto di vista del programma non abbiamo concorrenti, dal punto di vista della partecipazione è quello che fa la differenza, quindi chi va a votare fa vincere, chi resta a casa fa perdere. Senti Matteo, io venendo qui mi sono dimenticato di portare l'alcol per dare una pulitina in radio, no? Perché l'altro giorno Mario Monti ha detto che i populisti sono infetti, e vieni citato anche tu assieme a Marine Le Pen, Farage e tanti altri, insomma. Allora, siamo infetti. Guarda, il vantaggio di essere un donatore di sangue è che io ho uno screening del mio stato di salute periodico, non ho tubercolosi, non ho AIDS, non ho infezioni, non ho robe strane, ma si vede che a sinistra, siccome Mario Monti lo metto lì dentro, sono tarati uguali, perché c'era un europarlamentare del PD, non so se te la sei beccata questa settimana, tal Silvia Costa, ricandidata nel centro per il Partito Democratico, che ha detto che non sono gli immigrati a portarci malattie, ma semmai è il contrario, siamo noi a portare nuove malattie agli immigrati. Comincia a ridere, finisci per un quarto d'ora, però c'è gente che arriva a negare l'evidenza, quindi arriva a negare che purtroppo, come anche un cretino e un palo della luce arrivano a capire, se sbarcano migliaia di persone che arrivano da terre disastrate, senza controllo e senza sanità, è chiaro che l'aumento di malattie come scabbia, tubercolosi e AIDS è lì da vedere, mentre secondo questa europarlamentare del PD siamo noi a far ammalare
poveri clandestini. Certo. E Matteo, tu doni il sangue, invece Mario Monti l'ha tolto a tutti gli italiani. C'è Marco Scaglia che vuol farti una domanda. Sì, ciao Matteo. Vabbè, più che una domanda, una considerazione, visto che tu dicevi che i sondaggi dicono bene sia per noi e anche per chi è contro questa Europa e questo euro. Stamattina nella rassegna stampa con Giuliano vedevo che su molti quotidiani c'erano le parole di Napolitano, che anche lui sta mettendo in guardia contro i populisti e contro il voto degli euroscettici. Quindi vuol dire che, oltre al fatto che lui non dovrebbe entrare nel dibattito politico, hanno paura perché la gente sta cominciando a capire. Sì, io passerò questi ultimi 10 giorni, magari mi faccio anche la maglietta, orgoglioso di essere populista, perché sembra che sia, non so, un bombarolo il populismo, uno spacciatore di droga. Se questi per populismo intendono che dire che l'euro è una moneta sbagliata, è una moneta tedesca che ha portato fame, quindi riprendiamoci sovranità monetaria, no all'immigrazione clandestina, che siano, qualcuno dice gli stati, io dico le regioni, a decidere sull'agricoltura, sul commercio, sulla pesca, sul turismo, su quello che noi sappiamo fare da millenni. Se respingere l'Europa delle banche è populismo, ebbene io preferisco essere populista che coglione, e quindi sono orgoglioso di essere leghista e populista. Senti Matteo, tu sei stato a Napoli, i cari ragazzi, quelli democratici, no, dei centri sociali ti hanno fischiato eccetera, e ora è la notizia che un napoletano ha pubblicato una lettera ai napoletani scrivendo: l'unità d'Italia si è compiuta sulla pelle dei meridionali, quindi insomma hai anche degli estimatori, abbiamo degli estimatori a Napoli. Un commento. Ma lì c'è gente per cui vale più la partita di calcio che il posto di lavoro, quindi. Però non è il sud, quello io ho sentito tantissima gente che ha detto che quelli sono pochi, la gente per bene c'è ed è tanta in Sicilia, tanta in Calabria, in Puglia, in Campania, quindi non rappresenta il sud, non ho il minimo problema, ci sono tantissime persone che sono arrivate dal sud, in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia, si sono integrate perfettamente, anzi alcuni ragionano anche meglio di qualche milanese con la puzza sotto il naso, quindi quei 40 scemi che hanno fatto casino a Napoli mi hanno fatto solo tristezza, non mi hanno fatto minimamente paura, ma non identifico una città o un popolo con quella gente lì. No, infatti. Senti, invece ho visto delle foto, ma insomma un sacco di persone in Sicilia, per esempio, che sono venute ad ascoltarti. Quindi, insomma... Guarda, abbiamo inaugurato un Lega Point nella periferia di Catania, c'era lo strapieno, ma poi c'erano medici, infermieri, avvocati, c'era gente di tutti i tipi. Alla Mezzia Terme abbiamo fatto il pienone, 250 persone, a parlare delle potenzialità enormi che il Sud ha ma che non vengono sfruttate perché la classe politica li vuole tenere schiavi, li vuole continuare a comprare col voto. E certo, ci sono tante differenze da valorizzare che questa Europa ammazza. Io da oggi ricomincio da nord, ovviamente domani parto in camper, le prime tappe saranno Trento, saranno il Veneto con Vicenza e Verona, e poi farò il giro di tutto il Friuli, partendo da Trieste, anche le province di Udine, Gorizia e Pordenone, e poi ancora Veneto, poi Emilia, poi Romagna, insomma faremo tutte le tappe che riusciremo a fare umanamente parlando. Ovviamente in Piemonte ho chiesto ai ragazzi di organizzare anche un gazebo sotto casa della Fornero per raccogliere firme per cancellare la sua schifosa legge, e quindi avremo modo di farci notare, incontrare tanta gente. Non avremo lo spazio televisivo che in questi ultimi giorni, ho già notato, regaleranno a Grillo, Renzi e Berlusconi. Ecco, tenete le antenne alte anche in radio, perché negli ultimi giorni ovviamente cercheranno di cancellare il resto del mondo parlando solo di Grillo, di Renzi e di Berlusconi, però le idee buone, anche se sono silenziate dalle televisioni nazionali, comunque circolano. Matteo, sì, e poi anche vedo appunto che hai consensi un po' in tutte le regioni, secondo me anche perché non vieni visto solo come il segretario dell'unica forza politica che si oppone, come diciamo prima, all'euro, a questa Europa, ma vieni visto anche come l'unico difensore di tutti quegli italiani che subiscono l'immigrazione, sia dal punto di vista della sicurezza, che dal punto di vista dell'occupazione, che dal punto di vista della concorrenza sleale. Quindi anche quello, a me fa piacere quando in tutte le trasmissioni in cui si parla di immigrazione, quando c'è quello che deve
esprimere l'opinione dalla parte della gente, ci sia un leghista, perché chiamano sempre leghista perché è l'unico, quindi secondo me questo è un altro merito che ha. È un buon segno. È un buon segno. Io vi chiedo di dare il massimo in questi 15 giorni, ve lo chiedo uno per uno. Lei, signora che sta facendo i mestieri in casa, tu che stai guidando il taxi, tu che sei sul camion, tu che ci stai ascoltando in attesa di portare fuori i bimbi, tu che magari ci segui dall'ospedale, tu che ci segui dal negozio, dal bar, dal ristorante, da Genova piuttosto che da Bologna o da Venezia, c'è bisogno anche di te singolarmente, uno per uno. Tutti i numeri dicono che la Lega sta crescendo, che le sue idee stanno facendo presa dappertutto, però la differenza il 25 maggio la fa chi porta gente a votare, non ce n'è. Quindi non si tratta di far cambiare idea a quello di rifondazione comunista o a Tizio o a Caio. I leghisti, io sbirciavo ieri sera i dati della Ghisleri, appunto, pare che in termini assoluti rispetto solo all'anno scorso, poi io i sondaggi li prendo sempre con le pinze, però in termini di votanti assoluti ci sarebbero almeno 300.000 persone che voteranno Lega in più rispetto all'anno scorso. È ovvio che se invece i 300.000 saranno 400.000, 500.000, 600.000, un buon risultato diventa un ottimo risultato. Quindi io sono felice del lavoro che i militanti ci hanno permesso di fare fino ad oggi, perché per noi la campagna elettorale non è cominciata una settimana fa, è cominciata mesi e mesi fa, seminando, discutendo, dialogando, gazebando. Anche in questo fine settimana pensate che ci sono più di 500 gazebo in tante piazze del nord, però questi ultimi 15 giorni fanno la differenza. La singola persona in più che ciascuno di voi riesce a portare a votare, e a votare ovviamente Lega, può trasformare un buon successo in un grande successo, e fa differenza ovviamente, avere un buon successo o una grande vittoria fa differenza. Matteo, ti passiamo una telefonata allora, pronto? Volentieri. Pronto? Buongiorno, ci dica signora. Buongiorno, mi chiamo Luisa, vorrei parlare col dottor Salvini un attimo. È tutto suo. Grazie. Dica, signora. Guardi, io sono in uno stato confusionale perché l'altro giorno ho sentito che i politici dovrebbero spiegare che se si vota, non so, un determinato partito, mettiamo Lega o qualcun altro, il PD per esempio, i voti poi vanno a finire a una determinata persona in Europa. Se si vota a Forza Italia va a finire al signor Schulz, se si vota vanno a finire non ho capito niente. Grazie. Matteo? Rispondo, ma no, è estremamente semplice signora, non si preoccupi. Gli altri partiti italiani, tutti gli altri partiti italiani tranne la Lega, portano i loro voti o ai socialisti o ai democristiani. Quindi se uno vota Forza Italia, vota un candidato presidente della Commissione europea che si chiama Juncker, vabbè, chi se ne frega, però sostanzialmente Forza Italia andrà nel Partito Popolare Europeo della Merkel. Quindi chi vota Forza Italia vota per il signor Juncker presidente dal voto alla Merkel. Chi vota per il PD vota come presidente della Commissione il tedesco Schulz. Quindi chi vota PD a Milano vota perché il presidente di tutti gli europei sia Schulz, il tedesco Schulz, quindi bisogna essere dei tarati. E così chi vota Rifondazione Comunista vota Tsipras, chi vota Mario Monti vota un altro belga. La Lega ha fatto una scelta diversa. Chi vota Lega, punto. E vota i nostri alleati, vota Marine Le Pen, vota gli austriaci, vota gli olandesi. Noi non abbiamo un candidato presidente della Commissione europea perché riteniamo che la Commissione europea sia un organismo antidemocratico. Quindi signora, non c'è niente di difficile, quello che conta è tutti gli altri o la Lega, perché lo stesso Grillo non ha nessun alleato a Bruxelles, ha detto no alla Le Pen. Grillo finirà con la sinistra, l'unica possibilità di Grillo è allearsi con la sinistra, perché se ha detto no alla Le Pen ha poco da andare in giro. Quindi l'unica certezza è che gli euroscettici, quelli veri, saremo noi, e saremo in tantissimi, 150 o 200. Quindi ognuno vota il suo partito, vota il PD, vota Forza Italia, vota quello che vuole. L'unico partito che è fuori da questo pastrocchio è la Lega, signora, quindi nessun dubbio.
Altre due telefonate, allora le prendiamo in sequenza per Matteo Salvini. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono io, sì. Sì, dica. Un chiarimento in diretta, perché mi sono già gli altri referendum, i primi 5 sono stati fatti subito dal mio primo giorno, che sono venuti fuori. Ieri ho chiamato per sapere se a Milano c'è qualche gazebo. Vi hanno detto che devo andare in circoscrizione 2 in Viale Zara, ma a Milano allora gazebo proprio non ce ne sono? C'è il mercato di Piazzale Lagosta, se lei parla di circoscrizione 2. Sì, a me ieri, perché hanno detto di andare in Viale Zara. Signora, lei dove abita? Prego? Dove abita, signora? Sono in Viale Monza, Prefotto. Mi pensavo di trovarlo almeno a Loreto, non so, no. Guardi, oggi, siccome è il primo giorno, cioè partiamo con oggi e poi ci sono 2 mesi, oggi nella sua zona c'è il mercato di Piazzale Lagosta, ma nel prossimo fine settimana, 17 e 18 maggio, ce ne saranno decine di gazebo, quindi anche più vicino a casa sua. Abbia un attimo di pazienza che arriviamo anche da lei. Benissimo, sentiamo l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io, buongiorno. Sono Ferrazzi Dario, tanto è giusto dire il nome. Sì. Sto parlando con Matteo. C'è. Buongiorno. Buongiorno Matteo, sei un grande. Allora, io voglio presentarmi così, il cittadino volontario di Cassano Magnago, perché al di là del nome e cognome, a cui tengo particolarmente, voglio tenere anche al fatto di essere nato a Cassano Magnago e di essere di radici cassanesi. Adesso, se ti ho appena mandato uno slogan che se vorrai fare la maglietta te lo regalo, no populismo, ma potere al popolo. E per cortesia togliamo il discorso prima il nord. Io sono nato qui dove è nato Bossi il 19 settembre del 41, ok? Io sono nato dopo e è colpa mia se sono nato qui. Sostituisci lo slogan prima il nord con prima gli autoctoni stanziali. Va bene, grazie. Diciamo che la maglietta con prima gli autoctoni stanziali dovrei pesare 180 kg per far leggere la maglietta. Non mi interessano gli slogan, sarò spiccio, mancano 15 giorni, mi interessa la battaglia per tornare noi a decidere come si fa il formaggio in Lombardia, come si pesca in Liguria e come si fa impresa in Veneto, senza che un cretino di Bruxelles me lo debba imporre. Poi dopo parliamo della differenza tra l'autoctono e il forestiero. Qua c'è un'emergenza, c'è la casa che brucia e il 25 maggio bisogna spegnere l'incendio, poi avremo modo di occuparci di tutto il resto. Vabbè, sì, vai Marco. No, stavo ascoltando e vabbè, non so se ci sono altre allora, ci sono 2 telefonate, sì, forse è meglio per non far aspettare gli ascoltatori. Prendiamo le telefonate. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto Matteo? Sì, è in diretta. Sono Giovanni da Bologna. Qui a Bologna siamo un poco abbandonati, io non riesco a trovare gazebo, non riesco a sapere niente e tra l'altro sarebbe interessante anche sapere quando è che vieni a Bologna a farci visita. Io verrò a Bologna, vado a memoria, tra venerdì e sabato prossimo. Bene, sentiamo l'altra telefonata. Pronto? E poi però Sì, ci tengo prego. a dire una cosa, siamo abbandonati, ragazzi, i gazebo li fanno i volontari, non è che i gazebo si automontano la mattina per osmosi o per uno strano processo naturale. Il gazebo si monta se ci sono 5 persone di Bologna che si telefonano, che si conoscono, che si stimano, che decidono di fare qualcosa per la propria comunità e mettono a disposizione la loro energia, il loro tempo, le loro idee per gli altri bolognesi che vogliono dare le firme. Quindi dateci e diamoci una mano tutti, perché in questi 15 giorni sarebbe bello che ci fossero migliaia e migliaia di militanti nuovi che magari danno una mano solo per 3 ore e però permettono di fare un gazebo in più, e quel gazebo ti permette di raccogliere quelle 100 firme per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina o per tassare la prostituzione o per cancellare la legge Fornero, che fanno la differenza. Quindi tutti i militanti dentro, a prescindere dalle tessere, dalle simpatie, dalle antipatie, in questi 15 giorni dobbiamo essere tutti militanti 24 ore su 24. C'è un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a tutti. Ciao Matteo, sono Gianfranco, ti ho mandato una mail, ma hai risposto. Vabbè, comunque, senti una cosa, il discorso basta euro va bene, noi l'abbiamo capito. Il mio problema, la mia paura è che non so come possiamo evitare
che ci vadano a votare e approvare l'ERF. Da questo punto poi uscire anche dall'euro non ci sarebbe più niente. E questo è il problema che secondo me al momento, come dice il buon Claudio, è fondamentale. Perché se ci mettono in ballo l'ERF siamo tutti morti. Come possiamo fare? Ma innanzitutto votare Lega il 25 maggio. L'ERF è l'ultimo passaggio con cui cercheranno di fregarci, mettendo in garanzia tutti i beni pubblici padani e italiani, impegno a Bruxelles. Quello è un passaggio successivo che si potranno permettere di fare se la Lega non prenderà tanti voti, ad esempio, perché se Grillo prende tanti voti non è quella l'opposizione a Bruxelles. Grillo sarà da solo come un cane in tutto il Parlamento europeo. Noi avremo alleati di tutte le nazioni e quindi l'opposizione potremo farla seriamente. Quindi lo dico all'amico, l'ERF, European Redemption Fund, che è una fregatura incredibile, la stanno preparando, non è detto che ci riescano, dipende da noi impedirglielo. E il 25 maggio è una tappa fondamentale perché poi non ci vengano a vendere il duomo del paese, il castello, la scuola, la caserma, l'ospedale, perché dobbiamo ridare dei soldi a Bruxelles. Questo non esiste. Bene, allora io voglio ricordare gli appuntamenti di Matteo Salvini. Oggi, fra qualche minuto, sarà al gazebo del mercato di Viale Papignano, angolo Piazza Sant'Agostino. Alle 11:30 incontro con la cittadinanza, sempre a Milano, al mercato di Via Osoppo, angolo Via Altamura. Alle 15 è confermata l'intervista al TGCOM 24, Matteo? Alle 15 al TGCOM 24 e alle 16 aspetta un sacco di gente in Via Dante, in pieno centro, anche perché ci saranno non solo dei padani dei milanesi, ma anche dei cittadini stranieri che firmeranno per il referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, immigrati per bene, regolari, sereni, padani, potremmo dire, e quindi saremo in tanti. Vi aspettiamo, vi aspettiamo, vi aspettiamo. Grazie Matteo, buona giornata. Grazie. Buona giornata Matteo, ciao. E abbiamo ancora qualche secondo prima di andare in pubblicità. Marco, un commento? Perché, insomma, c'è tanto fermento, devo dire. C'è tanto fermento, sì, ecco, prima di tutto avere un'informazione tra virgolette di servizio, le persone che chiamano e dicono e chiedono dove ci sono i gazebo, oltre all'invito di Matteo a dire organizzatevi, perché se avete qualche ora libera potete dare una mano e allestire un gazebo. C'è il numero 0266 234 234, ecco, ripeto, 0266 234 234, al quale rivolgersi per conoscere il gazebo più vicino a casa vostra. Linea alla regia. La fedeltà
Nylon, Delrin, PVC, Plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone. Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. 15 Rodengo Saiano, Brescia, telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. L'Associazione di Volontariato Protezione Civile GNP Onlus è formata da volontari che si mettono a disposizione del prossimo in occasioni di calamità. L'attività svolta dai suoi volontari è completamente gratuita. Dai il tuo 5 per 1000 alla GNP Onlus. Codice fiscale 9404 08 50 276 oppure visita il sito gnponlus.org. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 €. Venite a trovarmi, vi aspetto! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. Bugiardonato, non lo sapevo cosa sei, tu m'hai ingannato, sembravi un uomo ma quell'uomo dov'è? Dai, prova a dirmelo. Questa era riferita a Renzi, va bene, abbiamo voluto fare una cattiveria. Dov'è quell'uomo? Dov'è? A fare la bella vita. 0266203529, pronto? Pronto, posso parlare? Come no, buongiorno. E dunque, buongiorno, io a parte questo volevo dire una cosa, non giustifico ma capisco quelli che non vanno a votare, perché abbiamo già votato, la risposta qual è stata? 3 governi che non abbiamo votato, quindi direi che a questo punto ha ragione Pertini, che non può essere ovviamente tacciato di leghismo, eccetera, che diceva quando il governo non va bene bisogna andare lì con mazze e bastoni. Bene, grazie, buona giornata, non posso commentare se non mi arrestano. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno da Milano, per una segnalazione. Innanzitutto non condivido i metodi violenti perché padre che per principio non li condivido, ma poi significa farla parte degli avversari politici. Dunque volevo segnalare un banchetto della Lega qui a Milano, Piazza Medaglia d'Oro, Porta Romana, vicino al McDonald's. Poi un'altra cosa brevissima. È una campagna europea e solo la Lega parla di tematiche europee, fatelo presente, il 5 Stelle e Grillo non hanno un programma politico. E finisco un'altra cosa, a proposito della nuova Tangentopoli, se continuano a fare insinuazioni sulla Lega, a quanto sembra non c'è niente, querelate quei giornalisti, perché quando si avvicinano alle campagne della Lega cominciano a fare allusioni, poi dopo finito il voto smentiscono tutto. Infatti. Hai ragione, hai perfettamente ragione, grazie. Infatti allora una cosa veloce, perché in questi giorni io me l'aspettavo, infatti continuavo a dire ma non scoppia niente, siamo sotto elezioni, oramai fra un po' si va a votare, non se la prendono con la Lega. È uscita la storia della grande retata degli arresti eccellenti per gli appalti di Expo Milano, di gente che, allora, chiariamo,
Formigoni ha avuto 3 mandati, era lì da 15 anni, e c'era gente che evidentemente era lì da 15 anni, gente che erano ex DC, ex PC, che erano in regione, che sono stati accusati in buona sostanza di aver fatto i loro pastrocchi, favorito gli amici, appalti e quant'altro. Quindi la magistratura farà il suo corso, pur di buttare merda su Maroni, che non c'entrava assolutamente, non c'entra assolutamente con questo, perché si è trovato delle persone che erano già lì prima di lui. Ho visto che qualche giornale ha cominciato a dire: ma questo è il filone dell'inchiesta di Belsito. Non c'entra niente qui Belsito, il discorso è che i magistrati sono andati avanti, hanno scoperto una serie di cose che dovranno essere provate, di gente che erano della sinistra o all'epoca del partito di Formigoni. Ho sentito anche qualcuno che diceva: ma Maroni una volta insediato avrebbe dovuto licenziarli tutti. Sì, licenziarli tutti, però guardate che innanzitutto non è possibile licenziare i dipendenti così senza la giusta causa, sennò quelli poi la causa te la fanno loro e li devi risarcire a piene mani. Seconda cosa, non ce l'avevano scritto in faccia, qui noi facciamo pasticci, se li hanno fatti realmente, erano persone comunque esperte, conoscevano la situazione. Ora è chiaro, con l'Expo col fiato sul collo, non è che puoi mettere ex novo nuova gente che non sa ben niente, ci mette come minimo un anno a imparare il mestiere. Questo lo dico perché ho visto personalmente sia i nostri consiglieri regionali, quelli nuovi, che insomma i primi mesi hanno un po' incespicato perché non conoscevano il mestiere. A maggior ragione l'ho visto con i grillini che continuano a non informarsi, a non studiare quelle che sono le procedure minime di voto, di presentazione di mozioni in consiglio regionale. Tutto questo rallenta maledettamente l'Expo. La dobbiamo fare l'anno prossimo, quindi Maroni non ha alcuna colpa. È facile dopo dire: beh, ma non doveva tenere quelli, doveva cambiarli, eccetera eccetera. No, qui come al solito si è cercato di buttare fango sulla Lega, non c'è nessun estremo, per cui i giornali, anche se hanno cercato in qualche modo, Regione Lombardia, sì, vecchia gestione, però non dimentichiamoci di questa cosa. Tra l'altro devo dire che questa notizia ne ha fatta passare in secondo ordine un'altra. In carcere l'ex braccio destro di Penati, Antonino Princiotta, a processo per il cosiddetto sistema Sesto, dal 2009 segretario generale alla provincia di Novara. Ecco, di questo non si è parlato granché, giusto il Giorno ha fatto un articolo con un po' più di risalto e visibilità. Per quanto così i nostri radioascoltatori dicono votare, non votare, eccetera, dopo vi spiegherò perché invece è importante andare a controllare che cosa fa l'Unione Europea. Ma prima sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Luca di Pombia. Ciao Luca. Ciao a tutti. Ritornare al discorso della firma per il referendum, così al titolo diciamo anche di informativo e magari anche come idea per affinare le armi, chi va a votare in comune magari potrebbe anche, se voi attuate diciamo un discorso di questo genere, un controllo incrociato, cioè telefonare in Lega, prendere il nome e cognome e poi vedere se effettivamente questa persona che ha firmato in comune la scheda sparisce oppure no, perché il fatto che possano sparire le schede non mi stupirei più di tanto, ecco, diciamo, questo in primis. Poi un'altra cosa importante, io ho notato, e non è il primo gazebo che noto una cosa di questo genere, che da parte di chi diciamo gestisce il gazebo, comunque dei militanti che sono lì tanto di cappello per raccogliere le firme, che ci sia una buona informazione da parte di queste persone e che riescano a controbattere le eventuali diciamo perplessità delle persone, perché io ho trovato militanti della Lega che loro stessi hanno la perplessità dall'uscire dall'euro, e questo diciamo è un prendere un po' in contropiede la situazione, perché chiaramente se chi mi invita a firmare lui stesso non è convinto di quello che io sto firmando per uscire dall'euro, piuttosto che capisci che crolla un attimino la situazione, quindi che ci sia proprio dei corsi propedeutici molto semplici, e comunque le persone che si impegnano ad andare a tirare sul gazebo fisicamente abbiano anche una capacità labiale per diciamo spiegare le cose e loro stessi siano convinti, se no diventa un po' un problema. Se uno che non è convinto cerca di convincermi, chiaramente e perde in partenza, ecco, diciamo, questo è un peccato e l'ho notato in un gazebo, ecco, lo volevo dire. Quindi cerchiamo di essere ben informati quando andiamo a fare questo volontariato.
Grazie a tutti, buona domenica. Grazie, grazie, buona giornata. Beh, d'altra parte, insomma, i militanti ce n'è di tutti i tipi, c'è chi sa parlare, c'è chi non è capace, c'è chi magari si spaventa, eccetera. Allora, compitino per i militanti che non sanno controbattere sull'importanza di uscire dall'euro. C'è il bel libro, è un fascicolo in realtà, sono 32 pagine, 33 pagine. Il fascicolo di Claudio Borghi Aquilini con la postfazione di Matteo Salvini, Basta Euro, lo potete scaricare da internet al sito bastaeuro.org, potete venire in Lega a farvelo dare. Se poi, per carità, non tutti hanno una grande dialettica, se poi non siete capaci di replicare a chi vi fa le domande, fatevi dare un po' di copie del Basta Euro, glielo mettete in mano e dite alle persone: leggetevi questo, no? Perché, per carità, non tutti ne masticano di economia, quindi non è che per forza si riesca tutti quanti. Noi che invece un pochino di più ne mastichiamo. Allora, perché è importante andare a votare in Europa? Io sto guardando il profilo Facebook di Angelo Ciocca, non lo dico per fare pubblicità a lui, ma è l'unico finora che ha messo su le porcherie che fa l'Unione Europea coi soldi nostri. Allora, l'Italia paga 16 miliardi di euro all'Unione Europea e ne riceve in cambio solo 10, che già solo per questo ci sarebbe da dire che cazzo ci sta a fare nell'Unione Europea. Però l'Unione Europea, leggo in questa cosa che ha messo su Ciocca, spende 3 milioni di euro per i paesi che promuovono gli insetti in cucina, buono, uno stufato di cavalletta, ce lo mangiamo. 40 milioni di euro l'anno al Marocco, ma il Marocco non è nell'Unione Europea. 1 miliardo alla Palestina, 17 milioni per l'integrazione dei nomadi che non mi pare si stiano integrando. 630 milioni di euro per i diplomatici, buoni anche quelli, 1 miliardo per l'Egitto, 3 miliardi e mezzo per promuoversi con i diplomatici alle Barbados, ecco, lasciamoli magari al loro paese, a casa loro, che ci costano di meno, 476 milioni di euro al Nord Africa, 1 milione all'Algeria per l'agricoltura, 236 milioni alla Turchia per la lotta al riscaldamento globale, che bello, 13 milioni al Kirghizistan, che cazzo era, una delle ex repubbliche sovietiche, poi ancora pioggia di soldi per il Marocco, il Libano, per il cinema islamico, per gli armamenti, perché questi possano comprare degli armamenti dall'America, se li facciano dare dall'America, ho capito? Passiamo noi i soldi ai paesi nordafricani che comprano gli armamenti dall'America e poi li usano contro l'America stessa. Bisogna essere proprio coglioni a fondo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Monza, sono Franco. Sì. Senta, io faccio una domanda semplice alla gente. Sì. Quale beneficio ti ha dato l'euro? Non ce n'è uno che ti risponde. Uno che dico: ho guadagnato soldi in banca. Poi ne dirò di più. C'era un mio amico che aveva 50 milioni allora e voleva comprare un box. Proprio appena prima dell'euro. E il Madis: no, tengo questi qui perché poi con l'euro vale di più. Quando è arrivato l'euro gli è andato in mano 25.000 euro, non 50 milioni. Esatto. Non ha neanche comprato il box. Quando lo trovo, glielo dico sempre, è stato lui che mi ha detto del beneficio. Voi domandate a un italiano quale beneficio ti ha dato l'euro. La risposta la sentirete da loro. Appunto. Grazie, buona giornata. 0266203529, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Ciao, sono Luigi da Torino. Sì. Senti, volevo rispondere un po' all'ascoltatore di prima, che chiaramente non si fida dei comuni che possono far sparire schede e tutto quanto. Non si può fare ancora uno sforzo da parte dei volontari, appunto, della Lega, di andare ogni tanto in comune a dire: vi abbiamo consegnato 1000 schede, fammele vedere e fammi vedere quelle che mancano, tutto quanto. Guarda, fa un controllo incrociato in questo modo fino alla fine, cioè fare un controllo in questo modo per capire se spariscono o non spariscono. Se spariscono si denuncia. Va bene, grazie, buona giornata. Vabbè, io spero che questo non avvenga, ma insomma, se non vi fidate, allora la cosa più semplice è chiamare questo numero di telefono 0266 234 234, lo ripeto, 0266 234 234, chiedere dov'è il gazebo più vicino a voi, andare a firmare, così uno si evita tutta questa cosa di vado in comune, poi vado a ricontrollare, poi li denuncio. Insomma, se non vi fidate, se non ci si fida, insomma, venite a firmare da noi, insomma, tagliamo la testa al toro. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Alfredo, ciao, Michele da Brescia. Ciao Michele. Ciao. Ascolta, hai capito perché ci stanno impestando questi nordafricani? Allora quanti soldi gli mandiamo giù? Li manda giù l'Europa per far sì che possano venire qui. Ci sono 200 voci però, almeno. Lo sai che cioè, nel senso, uno che sente questi numeri, anche se non è leghista, dovrebbe
picchiare la testa contro il muro e dire cazzo ma mi hanno preso per il culo fino adesso. Eppure mi trovo anch'io con gente che fai prima a metterglielo in quel posto che a spiegargli le cose, e tante volte gli cadono le braccia perché dice ma allora andate a cagare e prendete quello che arriva, il problema è che andiamo di mezzo pure noi. Capisci qual è il discorso qua al nord, porca miseria, che dovrebbe essere così lampante e cristallino? Bah. Vabbè, speriamo comunque, buona Padania, ciao. Grazie, buona giornata. Ma insomma, diciamola tutta, per me c'è sotto qualcos'altro, perché guarda qua, se Ciocca non pubblicava queste cose, onestamente, molto velocemente, 35 milioni di euro al Marocco per la trasformazione democratica, ammazza come sono democratici, 4 milioni di euro per far conoscere Umayyad, la grande dinastia islamica, chi cazzo se ne frega degli Umayyad, Poi 3 milioni per creare occupazione in Tunisia, intanto stiamo creando disoccupazione in Italia, 63 milioni per le politiche di vicinato con il Nord Africa, ma non è che se non gli diamo i soldi il Nord Africa si stacca e se ne va più lontano, 500 milioni al Mali, 6 miliardi alla Mauritania, 10 milioni per le rinnovabili nelle isole del Pacifico, 2 milioni e 3 per creare sviluppo nel Maghreb, e lo sviluppo qui in Italia non lo si crea più. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, prontissimo. Posso parlare? Come no, ci dica. Buongiorno, ascolti, io sono Maria Cava da Bergamo. Sì. Ieri sera ho sentito Virus e ho sentito anch'io quell'intelligentone del nostro presidente che è Renzi, che ha detto che l'Africa è ricca. Certo. Ma questo lo sapevamo già, lo sanno tutti, ma se è così ricca l'Africa, petrolio, diamanti, oro e tutto quanto, ma perché li chiamano disperati? Ma cavoli, ma quei soldi lì che prendono non dovrebbero essere spesi per il popolo? E lui lo viene anche a dire lì davanti a tutti i telespettatori, e dire che l'Italia è ricca fra 5 anni. Fra 5 anni che cosa? Ma lo vendono già adesso il loro petrolio, e quindi i soldi li prendono. Come mai nessuno dice niente davanti a affermazioni così deliranti? Ma certo che è ricca l'Africa, e lo viene a dire lui. Fra 5 anni portiamo qui il petrolio, ma lo vendono già adesso agli altri stati e prendono i soldi. Come mai non li spendono per la loro popolazione? Ma io dico che siamo proprio tutti deficienti, a partire dal nostro presidente, ma scusi, ma dai. Grazie, buona giornata. Allora, che l'Africa sia ricca, lo credo, con tutti i soldi che l'Unione Europea manda lì, il petrolio col cavolo che se lo prende l'Italia, perché ci sono le multinazionali del petrolio, dalla Russia all'America, che hanno le grinfie lunghe, e quando noi avevamo cercato di sviluppare il metano, i petrolieri americani hanno fatto fuori Mattei. Oramai questo è un caso documentato, no? Visto che Renzi deve aprire gli archivi, quindi col cacchio che verranno a vendere il petrolio a noi. Allora facciamo così, loro si tengano il petrolio, noi ci teniamo i nostri soldi, e se è il caso lo compriamo noi, non che dobbiamo mandare dei soldi a pioggia con la speranza che un giorno ci vendano qualcosa. Renzi, ma chi te li scrive i testi? Quelli di Zelig? Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, la sento molto lontano. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, ci dica. Sono Vittorio di Milano, buona Padania, indipendente. Sì. Volevo sapere, dunque, a che punto sono le domande per cioè l'organizzazione della raccolta delle firme per l'indipendenza, come hanno fatto i Veneti? E seconda cosa, vorrei dire che secondo me c'è il sistema elettorale che non funziona in questo senso. Oggi va a votare il 50% delle persone, di solito chi viene eletto viene eletto con il 30%, quindi praticamente oggi chi governa lo fa con il 15% delle popolazioni. È impossibile questo, bisognerebbe secondo me mettere una legge la quale stabilisce che chi non vota non ha i diritti civili. Grazie dell'attenzione. Grazie. Ma un tempo se non si andava a votare per più di 3 volte di fila si perdevano veramente, adesso d'altra parte questo è un paese spaccato a metà. Sul discorso delle firme per l'indipendenza, Maroni ha chiesto chiaramente, ed è stato ribadito in Consiglio regionale, il fatto che si faccia un referendum anche per... Allora, non è il termine indipendenza, ma da un certo punto di vista è la stessa cosa, perché anche la Lombardia diventi regione a statuto speciale. Ovviamente c'è stata la sollevazione di scudi da tutta Italia, da tutto il mondo, dai pianeti lontani nelle galassie perdute, dai pianeti di Star Wars, non importa, noi andremo avanti, ovviamente va fatto con furbizia e nel rispetto della legalità, se no poi qualche tribunale ci blocca tutto. Stavo continuando a guardare la lista dei soldi che mandiamo giù, non solo giù in Africa, ma un po'
dappertutto, quei 2 milioni e 3 di euro alla Tunisia per le donne e la giustizia, ne hanno avuta tanta di giustizia le donne in Tunisia, 600.000 euro a Gaza per la salute mentale, forse era caso di impiegarli per la salute mentale dei nostri politici, cioè, capisco che a Gaza siano terrorizzati dalle bombe, ma anche qua mi sembra che come salute mentale non siano messi tanto bene. 2 milioni e mezzo per i rifugiati palestinesi, 23 milioni al Libano per i piccoli agricoltori, e i piccoli agricoltori italiani niente, 25 milioni di euro alla Libia per la transizione verso un governo democratico, insomma questi la democrazia se la comprano a suon di milioni, poi per 22 milioni per le riforme in Libano, 33 milioni per i quartieri popolari in Tunisia, eccetera eccetera. Va bene, tutto bello se vogliamo fare i generosi col culo degli altri, però non c'è un solo paese europeo in questa lista. Allora perché si chiama Unione Europea? Chiamatela Unione Mondiale, nuovo ordine mondiale, che si fa prima, così vediamo il loro vero volto e insomma abbiamo capito poi nelle tasche di chi vanno a mettere le mani. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Chiamo da Reggio, Massimo. Salve Massimo. Siccome lei prima ha parlato di Mattei, sì? devo fare una cosa che non so se è una curiosità o... chi prese il posto di Mattei a capo dell'ENI dopo che fu ucciso si chiamava Boldrini ed è di quelle zone, qui c'è una cosa insomma all'italiana, che quella lì. Va bene. Grazie, buona giornata. Vabbè, era casuale, dai, no, sennò qua arriva l'esercito, le teste di cuoio, e stanno già scendendo con i cavi, stanno sfondando i vetri. Pronto? Pronto, Roberto da Cagliari, buongiorno. Salve Roberto. Ora ho capito perché non ci sono mai soldi per i terremotati e per gli alluvionati. Appunto. Questo tutto grazie a signori come il signore che ho visto ieri notte quando c'era Matteo Salvini, il signor Casarini, come si chiama. Questa è l'Italia, perché il 40% degli italiani sono tutti come lui, sono tutti degli ignoranti. Lo so. Ciao, grazie. Cioè, non so nemmeno quanto queste informazioni circolino, quindi per questo è anche importante essere in Europa per vedere come buttano i nostri soldi. Torno a dire, diamo 16 miliardi di euro all'Unione Europea per riceverne in cambio 10 e poi quelli per carità, li spendono per i paesi africani, ma insomma non dovrebbero esserci delle associazioni africane che si occupano di questo. Un tempo c'erano l'African National Congress e tutto il resto, che c'entra l'Unione Europea. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buondì, lo faccio breve. Allora, la prima roba importante qui è la gente di questo paese, sono inutili che ci giriamo intorno. Il vero problema, proprio il vero problema, è la gente di questo paese. Qui se non si torna alla sovranità nazionale è finita. Bisogna ritornare lì, a resettare tutto, moneta, sovranità, eccetera, vincolarsi da tutte queste regole e allora forse ci sarà uno spiraglio. Temo che prima toccherà toccare il fondo, come è successo in Argentina. Io ho dei parenti giù, non riescono a risollevarsi neanche adesso dopo qualche anno di ripresa, da quanto è stata distrutta quella nazione là. Grazie, buona giornata. Per giunta all'epoca quella nazione aveva un signore e una famiglia di immigrati, quel signore si chiamava Mario Monti come consulente, poi da lì l'hanno cacciato e è venuto qui. Vabbè, insomma, Argentina 2 la vendetta. Allora un po' di sms, ma nella votazione non basta fare la X, bisogna esprimere per forza le 3 preferenze. Se esprimete le preferenze, allora ricordatevi che se ne mettete 3 una deve essere di sesso opposto, quindi 2 uomini, una donna, 2 donne o un uomo, se no mettetela sul simbolo e buonanotte. Ma sapete dire quanti sono stati gli esodati creati dalla legge Fornero? Ci scrive Carlo, 350.000. Mi chiedo dove siano tutti questi esodati perché non vadano a firmare ai nostri gazebo. Siamo un gruppo di minoranza del PDL in un comune del Piemonte, possiamo fare un appello pubblico per firmare il referendum della Lega? Certo che potete farlo. Sentiamo intanto un'altra telefonata, pronto? Lisoni, ciao, sono Laura di Rovagnate. Ciao Laura. Senti, sai che mi piace mettere i puntini sulle i. Noi mandiamo i soldi in Palestina, ma tu sai che tesoro Arafat ha rubato dei soldi mandati come aiuti e se li è messi in Svizzera, dove tuttora i suoi parenti se li godono. Noi mandiamo i soldi in Palestina quando quel porco di Arafat ha rubato alla sua gente lasciandoli vivere come vivono, non per colpa degli altri, per colpa di chi ha rubato e quindi di Arafat, va bene? Questa è la sinistra. Ciao, Padania Libera.
apposta si chiamava Arafat, e quando è morto sua moglie Suha è stata buttata fuori dal Libano, perché il Libano ha scoperto che lei era Arafat, per l'appunto i soldi per i palestinesi li ha portati un po' in Libano, un po' in altri stati arabi, un po' in Svizzera, eccetera eccetera. Esatto, quindi uno manda i soldi per i bambini che onestamente fanno pena vederli così, e poi non arrivano. Ma oddio, però anche con l'Irpinia si è fatta una cosa analoga, per la verità, in passato. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Allora, sono Ivo di Verona, Padania bella libera sempre comunque. Salve, e Ivo. poi volevo dire una cosa, ma siamo sicuri che questi soldi arrivano in Palestina, agli africani? Bravo. Per me bisognerebbe fare dei controlli. Secondo me la banda Renzi sta prima di Renzi, va bene, prima di Renzi, adesso Renzi. Se stanno comunque intascando, secondo me. Bisognerebbe fare dei controlli fatti bene. Padania bella libera sempre. Grazie, ti ringrazio. Beh, qui Renzi non c'entra, questi sono soldi che manda l'Unione Europea ai paesi africani, che secondo me si vanno appiccicando nelle varie mani dei funzionari più o meno corrotti, per cui quando devi passare da 10 uffici diversi poi al povero locale arrivano veramente le briciole. E questa non è una cosa che dico io, ma ricordo che già tanti anni fa, una bellezza di 30 anni fa, sulla rivista Il Borghese avevano pubblicato una vignetta in cui si vedeva proprio questo, cioè dei soldi prima al funzionario, poi al commissario, poi al presidente, e poi c'era il poveretto che riceveva veramente le briciole. Un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, sono Mauro di Reggio Emilia. Salve Mauro. Ascolta, riguardo all'elenco che stai facendo tu, il consiglio sarebbe di volantinarlo e farlo e renderlo pubblico. E secondariamente, per quanto riguarda l'euro, se c'è un altro coglione che mi viene a dire ma perché l'Italia è piccolissima, io riporto solo una cosa: nella grande Cina, a parte che non ci devo fare il tiro alla fune, perché noi siamo 500 milioni in Europa, loro sono 1,6 miliardi, quindi vincono uguale. Vicino alla Cina c'è un paese che è grosso uno sputo, no? Che si chiama Corea, che ha lo yuan, che è la sua monetina, e chiunque in casa, a partire dai Samsung, telefonini, televisori, alla Daewoo che fa navi, che fa macchine da cucire e tutto, loro stanno avendo un'economia fantastica, no? E non gliene può fregare di meno che sono attaccati alla Cina. Riguardo a redditi dei paesi più industrializzati, sono primi in tutto il mondo, per cui che la smettano di rompere i coglioni, che noi siamo da soli, andremo da Dio. Ciao. Infatti non è il fatto di essere grandi, piccoli o da soli, l'importanza è avere persone in gamba che fanno funzionare l'economia, e qui mi pare che le persone in gamba ormai sono sparite, a parte noi della Lega che siamo qui a fare David contro Golia. Un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, sono Susanna da Brescia, Padania Libera. Senta, io volevo un attimo uscire dal discorso che state facendo, perché qualche giorno fa mi sono dovuta assentare da Brescia, quindi non ho seguito molte cose, però qualche tempo fa ho letto sul giornale che in Piemonte non è Cotta candidato alla Piemonte, ma abbiamo messo, non so chi cavolo abbiamo messo, di Forza Italia, praticamente alleati con Forza Italia. Cioè, io di questo come leghista doc, diciamo, non sono per nulla d'accordo, o sbaglio, perché sinceramente piuttosto andavamo da soli, guardi, con Borghezio, perdere per perdere, faccio per dire, se Cota non era più spendibile. Però riallearsi di nuovo a Berlusconi è una vergogna, veramente, mi dovreste dare un perché. Grazie, ascolto per radio, buongiorno. Grazie. Beh, in realtà è stato lo stesso Cota che ha dichiarato pubblicamente di non volersi ricandidare, ma per gli europei, stiamo parlando delle europee, quindi lui come segretario nazionale della Lega Piemonte ha detto non ho bisogno di candidature di ripiego, vuole continuare a interessarsi del territorio, insomma. A Cota è stata fatta, in due parole, una grandissima ingiustizia, e lui vuole continuare a combattere qui, non vuole una mancia politica per cui vado in Europa e risolto tutto, cioè qui l'hanno fregato, lui qui vuole, non dico vendicarsi, ma vuole giustamente riscattarsi. Poi alleanza o meno col PDL, e uno deve sempre fare i conti con i numeri che abbiamo, perché insomma da soli non facciamo niente, poi il PDL a me non piace, però insomma se si vuole sperare di vincere da qualche parte, con chi ci si allea? Con i grillini? Con la sinistra? Cioè, qui signori, o tutti si decidono a fare proselitismo per la Lega e prendiamo veramente dei numeri da capogiro, altrimenti che si fa? Non si fa niente, cioè, purtroppo è inevitabile poi doversi alleare, come è successo nelle 3 regioni della macro regione, quindi quelle governate dalla Lega. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Credo. Sì. Sono io? Sì, ciao. Ciao. Senti, a proposito di Corea, sì. È giusto quello che ha detto l'ascoltatore precedente.
però probabilmente qualche mea culpa ce lo dobbiamo fare noi come collettività, come società, perché le università della Corea, vai a vedere nel ranking internazionale a che grado sono, a che punto sono tutti ai primi posti. Lo so. E gli studenti coreani sono tutti allevati fin dall'inizio a masticare matematica, a masticare fisica, tanto è vero che i nostri qui nei loro confronti fanno delle figure barbine, e l'eccellenza per loro è il faro e la meta da raggiungere, quello che hanno fatto anche in Svizzera. Noi qui, ti ricordi cosa è successo dal 68 in poi? Noi distribuivamo 18 politici, te lo ricordi? Ed è lì che è nato tutto, perché prima, io ho qualche anno, perché prima l'eccellenza in Italia veniva perseguita, dopodiché è stato smantellato tutto appiattito verso il basso, tutti uguali. Ma tu lo sai la sinistra che razza di disastri ha fatto in questo paese? Purtroppo sì. Col fatto che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, noi siamo arrivati a questo punto qui. Lo so. E adesso stiamo perseguendo ancora con i buonismi. È incredibile. Grazie, ciao, buona giornata e diamo la linea alla regia. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo 44 22. Benissimo, rieccoci in diretta. C'è un SMS curioso. Abdul di a Semmi che lui è rassista perché dice soldo italiano, no, soldo non è italiano, allora soldo è per Abdul. C'è un sillogismo perfetto. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, ci dica. Pronto? Mi chiamo Gianni, telefono da Reggio Emilia. Sì. Io sono tanti anni che sono leghista e lo sarò ancora, però quando ci sono dei leghisti che dicono sì, io non ci andrei neanche io con Berlusconi, però se non andiamo con Berlusconi stiamo da soli, non otteniamo niente e ci facciamo sentire, ma andare in Europa è diverso, ma se non andiamo con Berlusconi non otterremo mai niente, almeno io la penso così. Purtroppo è così, ti ringrazio infatti. Ma guarda, allora il discorso, infatti noi in Europa ci andiamo da soli e saremo 150, ovviamente non solo della Lega, ma 150 euroscettici che romperanno le scatole ai signori del Bilderberg, ai vari amici di Monti e compagni. E a livello regionale, purtroppo, spiace dirlo, ma piace o meno, in Piemonte, Lombardia e Veneto o si faceva l'accordo con il centrodestra, insomma col Berlusca, o con chi si faceva, perché con la sinistra è impossibile, coi grillini non ne parliamo perché voi conoscete solo un centesimo di quello che questi signori fanno, anzi non fanno
quando sono nelle cariche dello Stato piuttosto che regionali, perché loro fanno opposizione a qualunque cosa, a priori, non fai tempo a parlare, non siamo d'accordo, si poteva fare diversamente, si poteva fare meglio, si poteva fare in un altro modo, a parole tutto si può fare, poi all'atto pratico no, per cui i grillini per esempio in Regione Lombardia sono noti per le figuracce che fanno, che non sempre vengono riportate dai giornali, anche se in Consiglio regionale ci sono sempre dei giornalisti. Questi blaterano e basta, cioè ora li voglio vedere, lo voglio vedere Grillo in Europa dire e qui vogliamo il wifi per tutti, cioè caro Grillo, il problema non è se la gente si può attaccare o internet, se può farlo o meno, il problema è che qui la gente muore di fame perché una casta internazionale di ladri ci sta spolpando tutti e noi quella casta la vogliamo cacciare a pedate nel culo, non sarà una cosa semplice, non sarà una cosa facile perché cercheranno di farci fuori in tutti i modi, ma se ci alleiamo con le persone giuste, se siamo compatti, questa gente la si può mandare a casa, però bisogna andare a votare, la gente ci deve aiutare, poi il popolo ci deve aiutare, se populista vuol dire essere dalla parte del popolo, siamo tutti populisti. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, io sono da Torino, Massimiliano. Volevo dire una cosa, ma io ho sempre votato Lega e continuo a votare Lega, sono andato a votare per queste votazioni qua, che siamo in otto in famiglia, ma possibile che non riusciamo a capire una cosa? Io per vincere qualcosa, io potrei allearmi anche con il diavolo, ma possibile che non possiamo capire che se andiamo da soli né Piemonte, né Lombardia, né Veneto, noi non ci siamo. E bisogna, con chi alleati? Con i comunisti? No, per la carità. Allora l'unica cosa è Berlusconi, se vogliamo vincere qualcosa, perché la Lombardia ha vinto per Berlusconi, Torino ha vinto per Berlusconi, ma la vogliamo capire che dobbiamo allearsi con qualcuno per vincere qualcosa? Io non capisco questo, con questo qui, ma brava gente, abbiamo già raggiunto i 500.000 voti per l'Europa, abbiamo raggiunto, no, non ancora. Possibile che non possiamo andare a votare quest'ora, non 500.000 ma 1.000.000 di voti in quest'ora. Lo so, la ringrazio, buongiorno. No, ma ha ragione il radioascoltatore, ma i nostri stessi referendum, per l'appunto, con 350.000 esodati, avremmo dovuto avere già il primo giorno 350.000 firme degli esodati, più tutte quelle dei leghisti, e invece così non è stato. Allora c'è una parte del paese che preferisce subire, preferisce dormire, lo so, non è piacevole per molti leghisti duri e puri e essere alleati con Berlusconi, non piace neanche a me, lo sapete, il personaggio non mi piace, però onestamente io ho visto cosa è successo in Regione Lombardia, dove la Lega ha detto no al fatto che ci fosse una corsia preferenziale per i figli degli extracomunitari per avere il medico, il pediatra, la Lega è riuscita a bloccare questa cosa. Ambrosoli, lista Ambrosoli, essendo lui avvocato, ha fatto ricorso, ha messo di mezzo i tribunali perché a tutti i costi vuole che ci sia questa corsia preferenziale per i pediatri. Io vi ricordo, non è che uno vuole discriminare i bambini degli stranieri rispetto ai bambini italiani, ma i pediatri più di un certo numero di pazienti non possono avere. Siccome questi hanno 4 o 5 figli, se si fa la corsia preferenziale i nostri figli resteranno senza dottore. Allora questa è una discriminazione a rovescio. Allora mi dico, questa è una delle cose che si è riusciti in parte a bloccare, speriamo sia stata bloccata, quindi medico per tutti ma senza corsie preferenziali, perché c'è la Lega in Regione Lombardia alleata col Nuovo Centrodestra e con Forza Italia. Se non ci fosse stata questa alleanza, se avesse governato la sinistra in Regione Lombardia, come saremmo ridotti? No? Perché oggi chi si fa un giro per Milano vede i manifesti che ha messo Pisapia e chiede che venga dato al Comune di Milano l'8 per 1000, dicendo che verrà utilizzato per i nuovi italiani, i nuovi bisognosi. Chissà perché i nuovi bisognosi sono gli extracomunitari. Allora, caro Pisapia, dillo chiaramente, ci avete fatto arrivare un sacco di siriani nonostante tutti i miliardi che l'Unione Europea ha mandato giù per non farli muovere, sono venuti lo stesso. Non avete i soldi per ospitarli, adesso chiedete l'8 per 1000 e anziché darlo ai milanesi che cazzo devono subire questa città con tutte le sue schifezze, i suoi problemi, la mancanza di sicurezza eccetera, e quei soldi li date ai siriani.
Ma insomma i siriani vadano in un paese vicino, vadano in Arabia Saudita, sono miliardari lì, vadano in Qatar, in Oman, nell'Abu Dhabi, sono tutti paesi pieni di petrolio, come fai un buco esce petrolio, vadano a farsi aiutare dai loro fratelli musulmani, non che vadano a rompere i coglioni agli infedeli cristiani che devono sempre metterci soldi per tutto e poi crepare di fame noi. Scusate, questo non è egoismo, perché è non essere fessi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, parlo da Torino. Volevo solo dire che per il referendum c'è poca informazione, perché io parlo con la gente in giro e non sa di questi referendum. Purtroppo anche per la città non c'è nessun manifesto. E poi volevo anche dire, a parte che sono andata lì in Largo Saluzzo dove c'è la vostra sede, lì, e poi volevo dire Picchetto è quello designato da Forza Italia, perché Picchetto è stato il braccio destro di Cota ed è stata una persona valida, è molto timido come personaggio, però è stata una persona molto ma molto valida e un buon collaboratore, per quello che Cota non ha detto niente, proprio perché voleva che ci fosse continuazione. Perciò non reclamiamo, anche se è di Forza Italia, ma è la continuazione di Cota, per cui votiamo questa persona. Vabbè, grazie. Grazie, non diamo indicazioni di voto perché c'è la par condicio. Comunque ringrazio la signora che ha spiegato com'è la situazione in Piemonte e poca informazione. Allora, più informazione significa più costi, quindi la Lega fa nei limiti del possibile, vale a dire dei soldi che ci sono in cassa. Poca informazione, ha ragione, non per colpa nostra, noi ne parliamo continuamente in radio, sui nostri media. È l'informazione, qui a qualsiasi ora accendete la TV, o c'è Renzi o c'è Berlusconi, o c'è Berlusconi o c'è Renzi, cioè dove è finita la par condicio? Poi c'è il furbacchione di Grillo che ha capito che se non rilascia interviste, qualsiasi giornalista, pur di avere un frammento di una sua dichiarazione, farebbe carte false, si prostituirebbe, quindi ecco che anche Grillo continua a essere addirittura il più visibile di tutti gli altri. Sono state fatte delle rilevazioni, lui che dice che non viene dato spazio al Movimento 5 Stelle con questo escamotage tipico di chi fa comunicazione, quindi da esperto manager di comunicazione, finisce con avere più visibilità lui degli altri due, degli eterni, che sono sempre in televisione, cioè Berlusconi o Renzi o Berlusconi, e non se ne riesce a uscire. Magari ci fosse tanto spazio per la Lega, non c'è. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno ai presenti che ci ascolta, sono Luigi dai Mercati. Ciao Luigi, pro euro. Prego? Tu sei pro euro? È ovvio, poi potrei vedere un'analisi e smantellare tutte le tesi del professore, ci mancherebbe. Adesso ovviamente non ho tempo, e se farò per un'altra ragione. Volevo avere una tua previsione. Tu sai quanti sono i parlamentari europei in Europa, ovviamente? E che previsione vuoi fatta da me? No, della Lega quanti sono? Cioè, quanti ne avremo, vuoi sapere? Adesso. Qual è la tua previsione? Che caleranno? Non me lo dici quanti sono? Sì, ma perché voglio capire dove sta andando a parare. Allora, come rispondi, secondo me non te lo ricordi, te lo dico io, sono 8. E allora? Da questi 8, quant'è che li confermerete? Che ne so, ma scusa, ma hai preso la tua previsione, sei mica un giornalista, leggi tutti i giorni i giornali. Sono un giornalista ma non faccio previsioni, che ne so quanti saranno. Detto questo, mettiamo, secondo me, faccio una scommessa con te, se arrivo a 5 vi dico io, a 6 vinci tu, e quindi con 5, hai detto gli euroscettici sono 150, 5 su 150, è una visione ottimistica, secondo me non va poco oltre 100 gli euroscettici, però siete comunque sempre come il 2DP che a contare. Va bene, ti ringrazio anche perché tu sei uno di quelli che lavorando con Prodi ci ha portato a questa situazione. Infatti io non volevo entrare nella sua trappola perché avevo capito che stava andando a parare su questa cosa. Saremo 5, non lo so, questo è da vedere. C'è chi dà la Lega al 5,8%, c'è chi dà la Lega al 7%, non lo so perché questi sondaggi sono sempre pilotati il più delle volte. Quanti saremo, non importa, l'importante è far parte di un blocco, questo dovrebbe capirlo anche Luigi, di un blocco compatto che sarà fatto dagli scozzesi, che sarà fatto dal gruppo di Marine Le Pen. Saranno 100, saranno 150, 2DP che non lo so se il 2DP che, perché 100 o 150 persone sono comunque tante, le scatole le possono rompere, quindi non lo so, mi sa che avremo qualche sorpresa al 25. Sentiamo qualche altra telefonata, pronto? Sì, ciao, sono Marco da Varese. Ciao Marco. Ciao, guarda, io per esperienza diretta posso dire qualcosa per quanto riguarda l'alleanza Forza Italia-Lega Nord.
Sì. Allora, all'interno della nostra sezione c'era un po' questa spaccatura, andiamo da soli o ci alleiamo con Forza Italia. La linea era stata questa, più o meno c'erano queste due linee. Allora, se andiamo da soli, chiaramente siamo magari più coerenti con una precisa linea politica, però perdiamo, e quindi diciamo perdiamo noi, perde Forza Italia e naturalmente va sulla sinistra. La sinistra è favorevole all'immigrazione, eccetera, 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 no? Allora, la scelta nostra è stata comunque quella di allearci con Forza Italia. Abbiamo comunque una solida alleanza, quindi portiamo avanti bene o male gli stessi principi e siamo sicuri, dico io, all'80% comunque di andare ad amministrare il paese. Allora io penso che sia fondamentale, poi è chiaro che alleandosi con qualcuno devi scendere a dei compromessi, però c'è da considerare questo: all'interno di un comune non è che se ti allei con un sindaco, con un'alleanza di centrodestra, Forza Italia, loro sono delinquenti, cioè ci alleiamo dei delinquenti, sono comunque persone del paese, sono persone che conosci, sono persone che vanno rispettate, che portano comunque degli ideali positivi. Quindi è chiaro che poi il compromesso a cui deve scendere la Lega o Forza Italia sarà quello. Loro saranno più favorevoli a rendere edificabile un'area per un piccolo supermercato, questa è una parentesi. Noi magari saremmo più per preservare il territorio. Chiaro, loro faranno il loro, renderanno edificabile la loro area, e noi chiederemo dall'altra parte di dare più servizi, più tutela e magari qualche telecamera in più a sicurezza di chi ci abita dentro. Oppure quando verranno assunti al supermercato non verranno assunte persone straniere e noi metteremo il vincolo di assumere un patto, diciamo, di assumere se non altro personale locale. Quindi è fondamentale andare a governare un territorio, perché all'opposizione, per quanto può essere di prestigio, all'opposizione non si conta niente, perché all'interno di un consiglio comunale, quando sei all'opposizione, vuol dire alzare la mano favorevole oppure essere contrari a qualche mozione, cioè significa non contare niente. Quindi mi spiace per chi pensa che andare come Lega dura e pura possa portare qualcosa, ma porta poco, anche perché la Lega non è un movimento come quello di Beppe Grillo che ha il 25% e allora può chiaramente contare su qualcosa. Purtroppo la Lega è data al 7% e non al 5% come ci fanno credere, se non di più, perché il trend è sicuramente in salita, quindi non c'è, con il 7-8% purtroppo devi scendere a compromessi. Quindi io sono comunque per un'alleanza Forza Italia o centrodestra e Lega. Va bene, grazie. Buona giornata. Un po' di SMS. Attenzione, stanno tentando di fare lo stesso che hanno fatto in Regione Piemonte con Cota, ora tocca la Lombardia e Veneto, ditelo alla radio, con gli arresti degli ultimi politici e imprenditori, usano Greganti e Maltauro per eliminare quelli della giunta Maroni e Zaia, ci scrive Emery. Insomma, non sanno a cosa attaccarsi, quindi dal punto di vista immaginativo, così dell'immagine, cercano di fare questa cosa. Dunque, Salvini organizzi una mega manifestazione per portare tutti i cittadini padani e italiani a consegnare simbolicamente le nostre carte, stracce, cittadinanza italiota, tanto non valgono più nulla. Poi i fatti di Milano, di Londra, della Svezia sono gli insegnamenti delle scuole arabe, ci scrive Erminio. Poi ancora, ma sono tutti rincitrulliti quelli del grillo sparlante, non capiscono che il 5 Stelle vota tutto quello che fa il partito dei banchieri, burocrati, massoni come Re Giorgio, Montiletta, Renzi, Vendola, Boldrini, eccetera, eccetera, si scrive ancora Mary. Poi, ma che F-35, Boeing per far viaggiare meglio i clandestini, scrive Renzi. E ancora, Gazebo ad Orbassano, Torino, piazza Umberto I, dalle 9 alle 13, dalle 14.30 alle 19. E poi ancora, io non pago chi mi insulta, disdettate il canone Rai ovviamente, scrive Carla da Vigevano. Abbiamo ancora telefonate, pronto? Paolo Milano, il signor Luigi, lo chiamo signore perché non voglio scendere in parolacce, ci stabilisca in Cina, è un cervello appiattito, per me è proprio un essere, io direi che vale tanto quanto un purgante,
per non scendere in volgarità. Tutto qui. Va bene, grazie, ciao. Ma non so mai quando chiamo Luigi se dargli spazio o meno, perché ma così è un personaggio, cioè, secondo me ormai incorreggibile. Devono avergli già fatto quel famoso lavaggio del cervello di sovietica memoria. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono Chiara di Montichiari. Sì. Ecco, mi piace che tiro fuori ancora l'argomento delle alleanze e così via. Sì. Ecco, io dunque penso totalmente diverso da quello che è stato detto fino adesso. Sì. Se la Lega, quando si allea a Forza Italia, è quello che è successo, che la Lega ha perso consensi. Perché? Perché si è accollata a tutto quello che non ha fatto di buono Forza Italia. Non riusciamo a fare le cose che vorremmo fare. Io vedo, noi diciamo dei grillini che loro acquistano consenso, ma perché? Perché loro sono da soli. Se si presentassero assieme a qualcun altro, dico poi Forza Italia, che adesso ci sta attaccando, vedo anche con la storia della regione, cioè i giornali del Berlusconi non stanno facendo altro che sputtanarci. Io non so come si faccia, che sono, tra l'altro io abitando in un paese, come dite voi, vedo chi sono quelli di Forza Italia, sono gli ex democristiani, quelli che adesso si stanno alleando con i comunisti, cioè proprio io non so come si faccia a avere lo stomaco e poi non andiamo al governo della regione. Che cosa vuol dire questa volta? Non andiamo al governo, non condividiamo quello che stanno facendo di non corretto, di non giusto. Io vedo quando era andato su Formentini a Milano, era da solo, non aveva mica Forza Italia. Poi si dice la Lega come fa col 5%, andare sul 5% è nazionale, non è locale. Cioè localmente la Lega può avere anche molto di più. Io vorrei che voi guardate anche quello che succede a Montichiari e quello che è successo e quello che volevano costringerci a allearci con Forza Italia, con tutti. Siamo andati da soli, abbiamo vinto. Cioè, io non so, mi sembra che siamo un po' fuori di testa, ecco. Comunque, buona Padania, io sono leghista sempre, però ecco, un po' critica per queste cose. Grazie. Beh, ma la signora in realtà rappresenta una delle due anime che ci sono all'interno della Lega. Chi dice facciamo l'accordo col centrodestra, anche perché col centrosinistra sarebbe materialmente impossibile, visto che loro sono l'esatto opposto di quello che siamo noi come idee, e chi invece dice andiamo da soli. Io non lo so, perché la signora dice ma meglio da soli. Allora, premesso che i grillini stanno campando di rendita perché non fanno un bel niente, quindi è facile quando si è nuovi non sporcarsi le mani, noi non abbiamo fatto, non abbiamo detto, non abbiamo combinato, eccetera, eccetera. Intanto la gente continua a suicidarsi, gli imprenditori si uccidono e il paese continua ad andare a rotoli, quindi secondo me i grillini sono lì che prendano lo stipendio, che non lo prendano, perché ora hanno annunciato che ne restituiranno una parte, fatto sta, sono comunque un costo e sono lì a fare un fico secco. Il problema è, per esempio, a Milano la Lega ha deciso per la prima volta all'epoca dello scontro Moratti-Pisapia di correre con Forza Italia. È una cosa che ha indubbiamente pagato, perché abbiamo perso, la Moratti non piaceva, stava sulle scatole, ha vinto Pisapia. Milano adesso in mano a Pisapia. Che cosa è successo? Sono aumentate le tasse, non c'è sicurezza, abbiamo un sacco di clandestini, il sindaco che viene a chiederci l'8 per 1000 perché non ce la fa a mantenerli, eccetera eccetera. Vedremo alla fine dei 5 anni insomma se Milano è migliorata o è peggiorata. Se a livello locale piuttosto che nazionale facciamo questo discorso del stiamo a guardare, ma questi in 5 anni, signori, guardate che distruggono il paese, poi voglio vedere se ce la facciamo a tirarci su veramente. Qualche sms al volo, no populismo ma potere al popolo, ci scrive cittadino volontario. Poi ancora ci ammaliamo tutti a spese nostre, anche gli altri sono a spese nostre. Poi ancora hanno dato soldi tanti anche all'OLP, soldi ai terroristi, ci scrive Lorenzo. Ancora fino alle 12 gazebo a None, provincia di Torino, piazza Cavour, lista Lega Nord. Ancora gli anziani non sempre riescono ad andare a gazebo, avere volontari con auto che
quindi che vadano a farli firmare a casa. Insomma, questa è l'idea del nostro radioascoltatore. Poi meglio populisti che negrieri, scrive Luigi. Poi ancora, sono stata sfrattata perché sono senza lavoro e senza pensione per colpa della Fornero, sto vivendo questo dramma, auguro alla Fornero, a tutte quelle persone che hanno firmato l'innalzamento dell'età pensionabile, che i loro stipendi vengano spesi per costose cure mediche, ma quelli i soldi ce li hanno. E noi siamo collegati telefonicamente con Fabio Rizzi, che saluto. Ciao Fabio. Sì, ciao Alfredo, ti ho sentito e non ho potuto fare a meno di intervenire in trasmissione quando parlavi del fatto che i grillini protestano e non fanno assolutamente nulla. Volevo portarti solo l'esperienza di questa settimana solo del nostro settore, la sanità in Lombardia. Sì. La nostra mozione, mia prima firma e di tutto il gruppo Lega, per aprire gli ambulatori serali sabato e domenica mattina, modello Veneto, è passata in Consiglio regionale con ovviamente il voto contrario dei grillofoni, questo perché loro dicono di essere dalla parte del cittadino. Un'altra roba, il giorno prima, il giorno dopo, in commissione abbiamo approvato il disegno di legge che permette di superare quel vincolo nazionale della spending review per poter rinnovare i contratti ai nostri operatori sanitari che già lavorano dentro e che in alternativa dovrebbero smettere di lavorare riducendo i servizi, chiudendo qualche reparto ospedaliero. I pentastellati grillofoni ovviamente sono contro perché sono dalla parte del cittadino. Volevo solo portarti queste due testimonianze in diretta e portarle ovviamente ai radioascoltatori, in maniera tale che possano meditare quando saranno in cabina elettorale. Ecco Fabio, perché voglio ricordare, tu sei consigliere regionale in questo anno di legislatura, ma i grillini che cosa hanno fatto per il pubblico di pratico? Assolutamente il nulla, loro sono totalmente disorientati, sono contro per principio preso, quando fanno qualche proposta è totalmente campata in aria, ma soprattutto voglio dire non sanno cosa vuol dire nemmeno l'opposizione costruttiva, perché quando tu offri al cittadino la possibilità di migliorare un servizio, come nel caso della nostra mozione sulle attività ambulatoriali, è veramente strumentale, veramente di principio preso, è veramente demenziale il non essere d'accordo, pensarla come la vogliamo su tante tematiche, ma quando si tratta di andare incontro a un'esigenza del cittadino da parte del movimento che si definiscono cittadini, insomma a me qualche perplessità veramente lascia. Senti, ma loro dicono sempre che si potrebbe fare meglio, si potrebbe fare diversamente, ma non mi sembra che poi così diano delle alternative credibili. Quello è il problema. Guarda che la protesta è veramente molto facile e anche piacevole in qualche caso. La proposta però la stiamo ancora aspettando e credo che l'aspetteremo da qui all'eternità, la loro proposta. Senti, ma così non è che sono soldi buttati, perché loro che ridiano meno parte dello stipendio, comunque uno stipendio lo prendono ma non fanno un fico secco. Questo è il problema, questo è fuori discussione, nel senso che su quelli che sono gli emolumenti dei politici possiamo aprire tutte le dialettiche che vogliamo, poi bisogna differenziare chi lavora e chi non lavora, cosa fa e cosa non fa. È chiaro che voglio dire avere una certa percentuale di politica lì fondamentalmente per tenere la posizione ma senza dare nessunissimo contributo, anche se lo restituissero per 3/4 sarebbe comunque un quarto sprecato. Grazie molte Fabio, buona giornata. Figurati, grazie, buona trasmissione, buona Padania a tutti i radioascoltatori. Grazie, ringrazio il consigliere regionale Regione Lombardia Fabio Rizzi. Le ultime due telefonate, no, una è caduta, prendiamo l'altra. Pronto? Pronto? Tocca a me? Sì, buongiorno, ci dica. Buongiorno per Brescia, sì, riguardo i grillini, no? Sì. Loro sono per il Notav e si inciucciano con i terroristi del Notav. Loro sono per no la pedemontana, no Expo, no inceneritori, cioè termovalorizzatori che si possono bruciare tutto tranne il vetro, le lattine per riciclare, perché poi riciclando la roba hanno costruito delle cose allucinanti che consumano un sacco di corrente per riciclare la plastica, che fa schifo. No, loro sono per il green, cioè le cose alternative che hanno di quella idea pazzesca da mettere
diciamo così, dei palloni nel cielo e raccoglie l'energia dal vento superiore. E sono per la Ius Solis, nonostante Grillo avesse detto di no, i suoi detto di sì. Sono per far entrare tutti gli stranieri, perché sono per i diritti umani, i diritti civili per tutti. Ma sono peggio della sinistra, lo so. Sono più integralisti loro, e poi per il no loro se ne fregano altamente. Non vogliono i gassificatori, non vogliono le strade, non vogliono niente, insomma. Allora piace molto come si dice, quando c'era l'inflazione che è sotto zero, la deflazione, no? Sì. È solo il soldo, il stipendio di cittadinanza, così sono contenti i fannulloni di tutta Italia. Grazie, buongiorno. Grazie, buona giornata. Poi il reddito di cittadinanza che non si capisce dove le vadano a prendere, perché già Renzi ha problemi per gli 80 euro al mese, figuriamoci 1.000 euro promessi dai grillini, ma qui a quanto pare prende più voti chi le spara più alte, non lo so, diciamo che noi diamo 10.000 euro a questo punto, tanto se è diventato il festival della cazzata. Comunque io non voglio commentare più di tanto Grillo, ma uno che va in Sicilia e dice che la risoluzione dei problemi della Sicilia sia che la Sicilia si metta a lavorare il sughero, perché non è la mafia, non sono i qua, non è la disoccupazione, non è il fatto che l'acqua sia gestita dalla mafia, non è il fatto che non puoi aprire un'impresa e se non paghi il pizzo ti fanno fuori. No, il problema della Sicilia, secondo Grillo, è che non viene lavorato il sughero. Questa è la formula Grillo. Quando andranno nell'Unione Europea diranno che il problema dell'Unione Europea sarà che non contano quante farfalle migrano dall'Italia alla Libia. Ecco, allora se uno deve pagare anche poco per avere questa gente, signori miei, non lo so, fatevi bene i conti prima di dire io non voto, non mi piace quell'alleanza, voglio stare a casa, e voi state a casa, gli altri invece vanno come tanti bei soldatini compatti a votare, e poi il giorno dopo si parlerà che cosa? Di minchiata. E intanto la gente continua a non arrivare a fine mese, gli imprenditori a suicidarsi, e vabbè, in attesa di che cosa? Di cancellare completamente questo paese, sostituirlo con i nuovi italiani, come li chiamano a sinistra, che sono già lì belli e pronti. Io vi lascio ad Alessandro Morelli, Alfredo Lissoni vi ringrazio e vi saluta, e buona Padania a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto.